AVM Holding, viaggio all'interno delle diverse facce della mobilità veneziana, un gruppo fatto da persone al servizio di persone. Il tram è la principale innovazione nel sistema della mobilità Venezia e Mestre. Una volta completata la rete tra Mestre e Marghera e il collegamento con Venezia, il tram ridurrà il numero di mezzi in arrivo a Piazzale Roma, avendo attivato Piazzale Cialdini come stazione di interscambio tra bus urbani ed extraurbani. 8 anni di lavori che hanno già registrato un gradimento positivo, con un notevole incremento di passeggeri, dagli iniziali 7.000 agli attuali 16-17.000 l'anno. Oltretutto, la riduzione delle auto private in transito tra Mestre e il Ponte della Libertà porterà vantaggi palpabili in termini di emissioni e di inquinamento. Antonio Stifanelli, amministratore unico di PMV. Allora, il tram, anche se soltanto in maniera dimostrativa, è già arrivato a Venezia, ma quando entrerà davvero in funzione? Il cronoprogramma che noi abbiamo approvato prevede l'arrivo a Venezia in via definitiva ad ottobre di quest'anno, del 2014, in modo tale che tutta la linea sia completa sia in terraferma sia appunto con l'arrivo in Piazzale Roma. Nel frattempo il tram arriverà anche al panorama, per cui diciamo che la linea di terraferma si completerà entro Pasqua e quella per Venezia completa a ottobre. Da quel momento in poi il progetto che abbiamo iniziato ormai 8 anni fa avrà trovato la sua conclusione definitiva. La società che si occupa del tram è PMV, di cui è amministratore unico Antonio Stifanelli. PMV è di recente entrato a far parte della holding AVM, completando la ristrutturazione dei servizi di mobilità urbana. Come cambierà il volto di Piazzale Roma con l'arrivo del tram? Diciamo che già adesso si comincia a intravedere quale sarà la situazione da ottobre in avanti, nel senso che il tram ha il suo capolinea nel centro di Piazzale Roma, posizionando alla sua destra e alla sua sinistra i mezzi di trasporto pubblico che vanno o nel settore urbano, Mestre e periferia, oppure nel settore extraurbano. Però l'obiettivo chiaramente è quello di ridurre il numero di mezzi che arriverà in Piazzale Roma, perché altrimenti non avrebbe avuto senso portare il tram, e in questo senso l'ipotesi che noi abbiamo presentato e che è stata accolta è di prevedere un interscambio a Piazzale Cialdini, che è un sito in prossimità di Piazza Barche, dove gran parte dei mezzi extraurbani che derivano dall'estremo confine, e cioè Scorzeno, Ale, eccetera, eccetera, cioè quella linea lì, abbiano il loro capolinea a Piazzale Cialdini e da lì si monti in tram e si arrivi a Venezia, in modo tale da congestionare prima di tutto il Ponte della Libertà e in secondo luogo Piazzale Roma. Ecco, ma di quanto potrà diminuire la pressione di auto private in Piazzale Roma? Di auto private non glielo so dire. Per quanto invece riguarda l'aspetto pubblico, decisamente il numero diminuirà anche in funzione della capacità di comprensione da parte dei cittadini. Più aumenta l'interscambio, più c'è la possibilità di ridurre i mezzi. In questo momento siamo attestati intorno ai 50-60 mezzi che ridurranno la loro presenza in Piazzale Roma nell'arco della giornata e della notte. Per quanto riguarda invece la compresenza di più mezzi di trasporto sul Ponte della Libertà, che previsioni ci sono? Allora, il tram sul Ponte della Libertà opererà sempre alla destra della carreggiata, ha una guida vincolata, per cui può correre solo lì, non ha la possibilità di muoversi a destra e a sinistra. Avrà una velocità massima di 70 km all'ora e tutte le vetture, sia private che i mezzi pubblici, nel caso in cui abbiano la possibilità, che non dovrebbe esistere, possono superarlo, nel senso che oggi il limite di velocità è 70 km all'ora, però come tutti possono notare non sempre viene rispettato. È evidente che se il tram dovesse avere un incidente o si dovesse fermare malauguratamente, può essere superato alla sinistra e procedere nella direzione o di Piazzale Roma o di Mestre. Non esiste la corsia riservata, che avrebbe creato grossi problemi alla circolazione. Come pensa verrà accolto dai veneziani? Avete fatto delle indagini in questo senso? Sì, noi abbiamo fatto delle indagini in Piazzale Roma prima che portassimo il tram nel mese di dicembre. Per circa 2 mesi abbiamo invitato i cittadini, sia i veneziani ma anche alcuni turisti hanno partecipato a un'iniziativa che prevedeva di segnalare le loro idee attraverso
una cartolina che imbucavano in una grande cassetta delle lettere che avevamo predisposto. Sono arrivate più di 1200 risposte, la stragrande maggioranza di queste sono critiche perché siamo in ritardo secondo loro, nel senso che non vedono l'ora che il tram possa arrivare a Venezia, ma come in tutte le situazioni vi sono anche delle note critiche perché dicono che il tram non doveva arrivare a Venezia, si doveva continuare con gli autobus senza fare gli interscambi. Ovviamente è legittima qualsiasi opinione, ma credo che nel concetto della mobilità sostenibile portare il tram e ridurre gli autobus credo che sia una cosa positiva, e devo dire che il 75% condivide questa impostazione, perché ricordo che i primi 2 mesi il tram portava ogni giorno 7.500-8.000 persone, oggi ne porta ogni giorno 16-17.000, vuol dire che il tram è in grado di risolvere alcuni problemi. Addirittura vi sono utenti che potrebbero andare con gli autobus direttamente a Venezia, partendo per esempio da Favaro, preferiscono prendere il tram e fare l'interscambio a Piazzale Cialdini, per almeno metà del viaggio è più comodo, più sicuro, più tranquillo, senza rumori. Il tram ha una centrale operativa che coordina il servizio, 20 sono le carrozze disponibili, ma per ora soltanto 6 in funzione, dalle 6 del mattino alle 22. Un servizio che ha incontrato sin da subito il gradimento del pubblico per la sua maggiore efficienza, regolarità, climatizzazione, puntualità e accessibilità, sia per i disabili sia per le mamme coi passeggini. La capienza media è di 200 passeggeri per tratta che viaggiano in sicurezza e comfort. Adriano Nordio, funzionario di servizio automobilistico. Qui ci troviamo in una sorta di sala di comando del tram, qui avete tutta la situazione sotto controllo? Assolutamente sì. Teniamo tutti i tram sotto controllo. Quanti sono intanto? 20 tram noi in deposito qui, ma sono solo al momento 6 in servizio. Un tram ogni 10 minuti in partenza sia da qui e sia da Mestre FS. Allora, com'è la situazione nel giorno di oggi? Tranquilla? Tranquilla, possiamo vedere qua i nostri mezzi in servizio, il colore verde ci dice che sono tutti quanti in orario, tranne 2 mezzi sono leggermente in ritardo, ma cosa relativamente contenuta. Possiamo vedere la parte tecnica del servizio, qui abbiamo tutto l'impianto dell'esercizio, qui abbiamo tutti quanti gli scambi, Cialdini, l'interno del deposito e Mestre FS in via Sernaglia. Qui abbiamo il sinottico dei tram con tutti quanti i mezzi, il numero aziendale e eventualmente gli anticipi, i ritardi, e qui abbiamo la parte della fonia dei mezzi con cui noi possiamo comunicare con i conducenti o con i clienti a bordo di eventuali anomalie. Cioè voi potete intervenire in voce all'interno del tram? Assolutamente sì, possiamo comunicare solo con il conducente, possiamo dare un messaggio alla clientela a bordo per avvisarli di eventi critici. Possiamo una breve interruzione o l'interruzione finita e il riavvio del sistema, o se è un'interruzione che si prolunga per il tempo avvisiamo anche che sono in arrivo degli autobus per continuare il servizio. E questo in simultanea in tutti i tram? Possiamo selezionare il tram singolarmente oppure tutti quanti i tram a seconda delle esigenze che abbiamo. Ringraziamo Venezia per la gentile visita. Com'è cambiato il trasporto urbano a Mestre con l'avvento del tram? È stato molto rivoluzionato perché soprattutto in via Carossa, dove transitavano molte linee, adesso transita solo il tram. Il nostro scrupolo è fare in modo che il servizio sia costante e puntuale. A questo scopo, qualsiasi anomalia che può succedere, dobbiamo intervenire tempestivamente per poter ripristinare il servizio. Lo ha cambiato anche per i nostri clienti, che possono avere un mezzo che permette l'accessibilità in maniera più facile. Possiamo pensare alle persone con ridotta mobilità, tipo gli anziani, ma anche le mamme con le carrozzine che salgono più agevolmente non avendo nessun gradino da fare. Diciamo che poi la regolarità del servizio, la climatizzazione anche del mezzo, perché se avete notato il tram non ha finestre ma è climatizzato, per cui possiamo avere una giusta comodità di viaggio. E i ritardi sono sempre molto minori rispetto a un autobus? Assolutamente sì, anche perché viene monitorato costantemente dalla sala operativa, interveniamo prontamente se c'è qualche ritardo. Diciamo poi tra l'altro che i tram comunicano con wifi con i semafori, per cui riescono ad avere la preferenziazione agli incroci. Questo permette di avere un servizio regolare e puntuale. Un'altra differenza rispetto all'autobus è anche la prenotazione della fermata, ad esempio?
Esatto, mentre nell'autobus la fermata è a richiesta sia per chi è a bordo e per chi è in fermata, il tram effettua automaticamente tutte le fermate. In più comunica tramite una voce registrata la fermata prossima che il tram va a effettuare. Questo permette anche a chi magari non conosce la città può capire dov'è e quale fermata scendere. Lei, Francesca, che mezzi guida? Io guido i pullman 12 metri e gli autosnodati. Speriamo in un futuro di poter riuscire a prendere anche la patente per il tram, che sarebbe la mia ambizione. Le piacerebbe guidare il tram? Sì, sì, sì.